Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento col Premio Karkinos, che è una grande festa per le eccellenze del nostro territorio, eccellenze che come ogni anno passano sotto il vaglio di una giuria, di un comitato di qualità che deve selezionarle tra tantissime, quindi per noi è sempre un grosso impegno lavorativo, ma il nostro team come ogni anno ha fatto un lavoro impeccabile e siamo arrivati a raggiungere il parterre che sarà, diciamo, il fiore all'occhiello di questa manifestazione. Vi invito innanzitutto tutti il sabato 22 novembre alle ore 20:30 al Teatro Pirandello per questa manifestazione dove le eccellenze del nostro territorio verranno valorizzate, perché è facile parlare di eccellenze, però non tutti si impegnano a renderle note a chi non le conosce e noi cerchiamo ormai da tanti anni di raggiungere questo risultato. Eccellenze che come ogni anno sono davvero il fiore all'occhiello del nostro territorio, come Francesco Bellomo, come Angelo Pitrone, come Serre Roccoforte, come Linda Urso, Federica Salvo, Enza Ierne, il Quartet Folk, Ilenia Curiale, come Maurilio Vaccaro, come chi ad esempio si è impegnato, ma facendolo di cuore, senza nessun contratto scritto, per il benessere e soprattutto per l'amore di chi in quel momento stava magari patendo un momento di difficoltà, come Marco Ciulla, come Alessandro Rizzo e come Rosanna Cataldo. Quindi vi invito nuovamente a raggiungerci e essere parte di questa grande festa al Teatro Pirandello il 22 novembre alle 20:30. Ci siamo, ancora una volta siamo felici di presentare alla nostra città il Premio Karkinos, un premio che nasce onesto, un premio che nasce con la volontà di proporre le eccellenze del nostro territorio e vantare proprio tutto quello che hanno fatto per il nostro territorio. Anche quest'anno i giurati hanno avuto un compito arduo, difficile per selezionare tutti questi nomi, che quest'anno sfioriamo già quota 100 nei 10 anni di attività. Lo spirito è sempre quello, di promuovere le eccellenze del nostro territorio, di aver confezionato uno spettacolo, di proporli con uno spettacolo, passatemi il termine, leggero ma denso di significati. Ancora una volta tutte le autorità hanno dato la loro adesione, saranno presenti in sala e questo per noi è un grande onore, segno che Karkinos è il premio della nostra città. E quindi ci spingono, ci invitano a continuare sempre. Tutti sono invitati, tutta la città è invitata a partecipare. Sabato 22 novembre alle 20:30 al Teatro Pirandello, ingresso libero fino a esaurimento di posti. Allora, anche quest'anno con la nona edizione di Karkinos verranno premiate delle eccellenze del territorio, sia dal punto di vista professionale, di competenze culturali, ma anche come uomini e donne che hanno saputo mettere in evidenza le loro capacità umane, capacità di ascolto, capacità di saper stare in società. Il nostro orgoglio, anche i nostri imprenditori, qualcosa di meraviglioso, e questo è uno dei tasselli fondamentali che si va a unire a quello che stiamo facendo per Agrigento Capitale, la Cultura 2025. Per noi è un grandissimo piacere ospitare per l'ennesima volta il Premio Karkinos, perché secondo noi rappresenta un momento di grande comunità per Agrigento, perché dare valore, dare riconoscimenti a quello che di buono si realizza in città e nel territorio siciliano in generale è sicuramente importante e da esempio a tutti. Ho visto i premiati di quest'anno e non posso che congratularmi con l'Associazione Antiche Tradizioni Popolari che organizza questo evento, e il Teatro Pirandello è sempre al fianco di chi promuove il territorio e di chi fa conoscere le nostre eccellenze. Sì, è con entusiasmo che abbiamo accolto questo invito, quindi ringrazio Carmelo Condone per averci invitato. È un premio che anno dopo anno diventa sempre più prestigioso e quest'anno con Agrigento Capitale della Cultura 2025 assume un'importanza notevole. Quindi auguri a tutti i premiati e diciamo viva Agrigento, viva la Sicilia.